Buongiorno Leandro Maggi, nella frazione di Cacapello, nel comune di Portoviro. E perché siamo qua? Perché vogliamo cominciare oggi una rubrica o una mini rubrica sulle tante frazioni dei nostri territori, specialmente dei comuni del Basso Polesine, e per capire se sono trascurati, che tipo di storia possono avere, che risposte possono dare gli amministratori appunto alle esigenze di pochi abitanti che ci sono in queste piccole frazioni. Ricordiamo, qua siamo a Cacapello, dalle nostre fonti più o meno 200 anime che ci abitano, e quindi cominciamo a conoscere questa piccola frazione del comune di Portoviro. La sua storia è lunga e ricca di eventi che hanno contribuito a plasmarne l'identità. Le prime tracce della presenza umana in questa zona risalgono ai primi decenni del Cinquecento. In quel periodo la proprietà era dell'abate Giovanni Trevisan, che la cedette in dote alla figlia Marietta, sposata con Paolo Cappello, un nobile veneziano. I Cappello furono una famiglia importante ed influente che contribuì allo sviluppo della zona, e sotto la loro guida Cappello divenne un importante centro agricolo e commerciale. Nel corso dei secoli la frazione ha vissuto diverse vicende storiche, fu coinvolta nelle guerre che si combatterono nel delta del Po e fu devastata dalle alluvioni e fu colpita dalle pestilenze. Il centro di Cacapello è dominato dalla Corte dei Cappello, un complesso architettonico di grande valore storico ed artistico. La corte risale al XVI secolo ed è composta da una serie di edifici, tra cui la casa padronale, la casa del fattore, la casa del Gastaldo e la cappella. Purtroppo l'edificio si presenta in condizioni molto precarie, perché il tetto e una parte consistente della muratura sono crollati. Resistono soltanto, pressoché integri, gli archi imponenti. La chiesa di San Giovanni Battista è un edificio a navata unica, con abside semicircolare, e fu elevata a parrocchia nel 1666 e restaurata nel 1950. Nelle vicinanze comunque due importanti insediamenti industriali, il cantiere navale Visentini e la sede dell'azienda Compagnia Sali. Abbiamo incontrato il presidente del consiglio dell'amministrazione comunale di Portoviro, Stefano Permunian, che ha anche la delega per le frazioni. Cosa avete fatto, cosa state facendo per le frazioni voi anche come consulta, e quanto è importante questo organismo che avete inventato voi? Sì, buonasera a tutti quanti voi. Niente, come amministrazione comunale siamo molto attenti e abbiamo a cuore tutte le frazioni quanto la città. A volere in primis del sindaco abbiamo istituito la consulta delle frazioni e tuttora abbiamo 9 membri che vanno a coprire le esigenze delle frazioni, dove sono persone fantastiche, lo posso dire, e ringraziarli veramente e fargli un plauso per quello che hanno fatto. E ringraziarli veramente di cuore, perché è un anno che è stata istituita la consulta, hanno portato oltre 100 segnalazioni che magari potevano sfuggire all'amministrazione comunale, e grazie a loro gli interventi sono stati fatti tutti. Non sono state soddisfatte tutte le segnalazioni purtroppo, perché anche tante non sono di competenza dell'amministrazione comunale, ma bensì di altri enti, però posso dire che le frazioni ce le abbiamo a cuore e cerchiamo di essere sempre presenti e non far mancare nulla. I membri che si adoperano per ascoltare la cittadinanza e le esigenze dei cittadini sono tutti volontari che lo fanno per amore del proprio paese e delle proprie frazioni. Ecco, noi stiamo parlando di Cacapello in particolare, che è una delle più antiche delle frazioni di Portoviro. Qualche rammarico su questa frazione? Ma ascoltando le persone è un rammarico che non siamo riusciti quest'anno a portare il simbolo di Natale, che poteva essere un albero, un addobbo. Purtroppo ci chiediamo scusa, e per il prossimo anno non mancherà, saranno soddisfatte tutte le frazioni, e me lo auguro e me lo auspico con tutto il cuore. Cacapello, lei non abita più qua però? No, come l'ha i miei visto, genitori qua. Come l'ha visto cambiare questo paese? Insomma, non tanto. Si è spopolato? Si è spopolato, sempre più vecchietti, giovani ce ne sono pochi. Dopo è ben carino la chiesa, la piazza, insomma. È ben... ritornerebbe a abitare qua? No. No. Abito in Val di Non, è tutto un altro mondo. Molto diverso. Grazie. Per rilanciare questa località, anche varie iniziative in cantiere da parte della nuova Proloco di Contarina. Con Paolo Bologna, Proloco Contarina, nuova Proloco Contarina, e soprattutto uno dei partecipanti della consulta per le frazioni. Parliamo di Cacapello, cosa state promuovendo, cosa farete nei prossimi mesi a Cacapello? Buongiorno a tutti, grazie Leandro per la tua disponibilità, la tua attenzione. Allora, come Proloco Contarina
nei nostri progetti abbiamo di creare il Museo della Civiltà Contadina, e il quale però esiste già una realtà a Cacapello. Infatti, in collegamento con gli amici di Cacapello, i referenti di Cacapello, con il sindaco di Loreo e la famiglia Forti di Portotolle, i quali avevano un patrimonio importante che manifesta le origini e valorizza le ricchezze del territorio. Inoltre, come secondo progetto, stiamo lavorando per creare il Museo del Cinematografo, grazie alla famiglia Bernusso, una famiglia in loco a Portoviro, il quale, il loro patriarca, è stato il primo operatore del cinema sul territorio. Gli eredi ci donano alla Proloco di Contarina tutti i macchinari, tutta l'attrezzatura dal dopoguerra in poi, e lì, assieme alla collaborazione tramite le Proloco a livello nazionale, abbiamo la disponibilità di un regista di Ferrara, il quale ci darà una mano a coordinare e creare il Museo del Cinematografo, il primo museo del cinematografo polesano. Ecco, ne approfitto perché è un po' top secret, però so che farete una rievocazione storica anche per il taglio di Portoviro, o sbaglio? No, esatto Leandro, hai azzeccato, stiamo lavorando già da più di un anno. L'anno scorso abbiamo fatto una lieve presentazione dell'omaggio alla Serenissima, il quale va a dare luce meritatamente all'unica opera idraulica verificatasi nel 1604, che a distanza di 420 anni è l'unica opera idraulica che tuttora funziona. Allora l'obiettivo era di non permettere l'interramento delle lagune di Chioggia e Venezia, da permettere così il commercio delle spezie, il commercio fluviale e marittimo, e tuttora quest'opera funziona, dando una risposta più che sufficiente all'economia locale e anche oltre confine.